Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione voluta dalla FAO. Il simbolo è il pane, alimento base per buona parte del pianeta. Ma il pane non è solo tradizione. Alle porte di Padova si sta sviluppando una ricerca per eliminare gli additivi chimici in collaborazione con gli scienziati dell'MIT di Boston. Ivana Godnik. Si cuoce e si sforna con la crosta più o meno croccante e dorata e il pane più o meno morbido o fragrante. Tipi di panificazioni diverse per meglio intercettare i gusti e le richieste del pubblico sempre più esigente. Lo sanno bene a Maserà, vicino a Padova, dove nel granaio delle idee da oltre 25 anni portano avanti la costante ricerca per offrire farine e miscele innovative prive di additivi chimici. L'ultima frontiera, perfezionata in questi anni, è quella di sostituire il lievito con i fermenti lattici. Lo facciamo identificando e isolando i batteri lattici del lievito madre e soprattutto microincapsulandoli con una tecnologia nuova e proprietaria che è quella della microincapsulazione. È una ricerca che ha incuriosito anche oltreoceano, avete trovato una partnership. Sì, il nostro partner in questo momento qui si chiama Ginkgo Biowork. È una multinazionale molto importante di Boston che lavora nelle biotecnologie. Isoliamo i batteri lattici che ci interessano, li inviamo a loro che con una tecnologia particolare li fanno evolvere secondo le caratteristiche che desideriamo in maniera completamente naturale e poi di nuovo microincapsuliamo con la nostra tecnologia che va a finire nei nostri coadiuvanti e nei nostri semilavorati per fare questa fermentazione lattica in maniera completamente naturale e nuova.